Nei giorni scorsi il presidente del Veneto, Luca Zaia, si è arrabbiato un pochettino. Una turista venuta qua in provincia di Belluno se l'è presa pubblicamente con Rocca Pietore. Siete semplicemente indegni e indecenti. A 3 mesi dalla frana e devastazione pensate solo a prendere i soldi del parcheggio. L'ho sempre detto, voi altri veneti, pensate a Ciaparskei. Canyon chiuso e alberi sulle strade lasciati a ramengo. Popolazione di lazzaroni e assistenzialisti. Luogo comune sul Veneto, Cristian. Proprio esatto. Piegate la schiena a lavorare, che vivete di questo e rendete il paradiso in cui state un inferno. Merde! No, secondo me era un francesismo, ha detto merde. Vabbè, mi leso merde. Quindi noi abbiamo risposto con l'autoironia che caratterizza il Veneto e i veneti. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto una canzoncina così per sdrammatizzare l'argomento. Siamo venuti qua a Rocca Pietore. Oggi il Veneto imbruttito si trasforma nei Mon Amour. Cristian, Andreas, guardate qua. La base è quella dell'italiano di Toto Cutugno, però l'abbiamo fatta nostra, vai. Lasciami sistemare con la me pala in mano, Lasciami lavorare. Scusate. Che danni qua ne abbiamo. Aspetta, sindaco, salve. tutto boss marino e prepotente. C'è in casa anche il nostro presidente. E anche il sindaco non riesce a capire perché la va in montagna e non al mare. La regione è così splendente E questo posto sta così ignorante perché la gente non ha visto che in 3 mesi si scaglia assai paesi bellunesi. signora è una poemia, Sparmonate sulla terra mia, sabiendo man. Eccola. L'aspetto a darne a man. C'è il ritornello qua un pochino. Lasciami sistemare con la me pala in mano, la seme sistemare, la metterà piano piano, la seme lavorare, lo faccio con amore, perché mi son del posto, go e Veneto nel cuore. col Veneto. Senza voce, ragazzi. Vai, seconda strofa. ti pensa aspetta che risponda, a se vegnu forana da paraonda, Con la disgrazia che se capita, mancava solo sta polemica qua. Questi si sa preparare. per cui smettemolo sto battibecco. La vegna qua che bevemo un prosecco. Ma non le dica Lazzaroni che se no t'aggiranno i maroni. Vedremo a Rocca Pietore Pietore, con i saluti del governatore, se no viene mia la staga pura. Staga sul casa sua. E i bellunesi sono stati bravissimi, degli eroi autentici. Voglio solo ricordarvi che sono 28.000 ettari del bosco che non casa più, circa 14 milioni di tronchi. Se qualcuno vuole un tronco si faccia vivo. E anche la signora, mi raccomando. Un tronco anche per lei.